Dottor Scannapieco, dopo 2 anni di mandato, quali può dire che sono i punti di forza del Burlo? I punti di forza sono sicuramente una storia importante, 161 anni di ospedale pediatrico, 50 anni di IRCS sono una storia decisamente importante. Io dico sempre che la storia non è un nostro merito, è una fortuna. La nostra responsabilità è guardare verso il futuro. Il futuro è già cominciato, in questo mandato abbiamo avviato delle importanti iniziative, quali per esempio la rete regionale pediatrica, il riposizionamento del Burlo a livello nazionale e internazionale, che la Presidente oggi ha sottolineato, sono le migliori garanzie anche di fronte a tutte le perplessità, le paure che a volte si sono agitate anche troppo su questo istituto. È forte anche l'attrazione del Burlo. Sì, ed è giusto che sia così, il Burlo può esistere solo se attrae. Il suo territorio di riferimento storicamente è Trieste, ma Trieste oramai ha una piccola dimensione per meritarsi da sola un ospedale pediatrico. Questo è un IRCS regionale della regione Friuli-Venezia Giulia, quindi che svolge la sua attività in tutta la regione, ma in alcuni ambiti abbiamo punte di attrazione fino al 50% da fuori regione.